Abruzzo, Molise. Abruzzo, Molise. Abruzzo, Molise. Basta. Benvenuti in Molise. Bomber di razza, Amedeo che sta guidando la tappa da dove siamo partiti? Da San Marco. Da San Marco in direzione Amedeo, non mollare! Si chiama? Aiuto. Capitano! Bosco Mazzocca! Bosco Mazzocca, qui all'agriturismo in Riccia, è successo qualcosa di incredibile. C'è un pavone bellissimo. Bello! Filippo, cosa ci dici? Che qui facciamo lo sci di fango. Inquadriamo qua i nostri nuovi scarponi. No, sono un canguro. È la coda. Ah, sei un canguro. Sei canguro. My brother, come here. Ehi, e tu, ehi. È contentissimo, proprio uno sguardo. Guarda che pazza, guarda che pazza. Sguardo un po' più. Meno si faccia e meglio. Meno si lavora e meno si lavora e meno se la passa. Meglio te la passa. Adesso arriveremo a rifugio in cima alla Vulture e lì si brinda, mi raccomando. Chi non salta un cambusa, Fuori tu. Com'è Giacomino? È un porco! Guarda qua, guarda, ma ti pare che devi lasciare le denti a contatto così? Ma che c'è al posto del cervello? I fruttini? Cambusa, tu sei la spedizione numero 4, la più insulsa. In alto sali. Più sopra, più lontano vero. Allora, oggi va a sentiero. Ho scoperto una nuova tattica di cammino, è il walking with the fango. Chi più innanzi sale, più sopra vai. Più lontano. Con la nostra festeggiata d'onore. Zino. È il pranzo. Devi inventare uno scudo velocemente. Nascondiamo le prove. Così. Wow. Sono anche praticamente sporca. Cosa stai mangiando, Andrea? Delle pere selvatiche del vino. Pera selvatica. Fammi la faccia pera selvatica. Più sopra vero. Più lontano vero. Più lontano sogno. Ma voi cambiate le parole. Allora. E invece quello là cosa abbiamo? Non me lo ricordo. Dai, c'è un baluba. Santos non teme nulla se non buono pane alla guida. Dopo un discreto ravanage in mezzo a un bosco super pendente. Bosco Smeraldo. Bosco di legnetti. Seguendo appunto questo fiumiciattolo vi farò venire a recuperare, visto che sono piuttosto lontanuccia dal sentiero. È lontano quel paese! Dai raga, quando vi perdete mantenete la calma. Trovate punti di riferimento, non vi perderete. Ragazzi, abbiamo perso il sentiero per tot tempo. Questo è il fantastico ospedale di Sernia. Stiamo per inoltrarci in Da City. Bis! Se Dio vuole, a breve arriviamo.
Ma ce l'abbiamo fatta! Da 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 da. Tavola imbandita, Giova prontissima in postazione. Cambiate, cambiate, cancella, più lontano vedo. Su, più lontano vai. Più lontano vai. Loro facevano colazione verso le 4:30-5 al mattino. Addio pranzo al sacco e la stanga la fa di nuovo e buono pane complice. Guardate la dimensione della zampa. Non so se rende l'idea. No, un ragazzo giovane. Questi sono gli effetti dei 29 anni. Da 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 da. Non si regge più l'alcol come una volta. Nell'olfatto. Nell'olfatto. Il lago numero 1 sa di... Fatto. Fatto. Il lago numero 2 sa di all. Si registrano anche gli odori. Come sono questi odori? Di pecora. Sono eccezionali. Siamo nella grotta delle Ciaule. Ciao. Senza Giovanni e senza Alvise, in questo bellissimo Molise. È un'esperienza vera e viva la pecora nera. Aspetta. Ci passerà il nostro buono pane, ma... Eccolo! Bravo gatto! Siamo ai laghi di Monticchio e vorremmo fare una comunicazione importante. Ferrato Corgi, Martina continua a scrivere rampello, rampallo, rapullo, è rampolla. No, era polla. Vai via. E quindi poi ci sarà un uovo a chi? Ma la questione è nato prima la gallina o l'uovo? Sulla cima più alta del Molise, dico bene? No, non del Molise. Siamo ancora in Molise, manca poco e... Non lo notate? Non lo notate il capello? New look, vorrei fare i complimenti ai parrucchieri della Hair. Vuoi vedere come fate a smontare tutto questo accampamento qua? La danza del fumo. Guarda che bravi ragazze là. Guarda. Non bisogna neanche spiegare, guarda. Ma è una ragazza intelligente. Chi più lontano sopra. Più lontano vedo. Chi più lontano vedo, più lontano sono. Guardate quanto sono belle. Ciao. Ciao dalla Basilicata. Ciao a tutti. E niente, quindi stiamo per andare a svernare in Puglia anche noi.